Buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20 che quest'oggi avete visto, trascorriamo in compagnia dell'assessore regionale alle politiche ambientali Fabio Scocimarro. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie Assessore. Dunque abbiamo il titolo, come sempre i titoli sono anche come dire, uno spunto per parlare di vari argomenti. Io direi incominciamo però a precisare una volta di più, perché serve sempre, qual è come posso dire, il core business, che è un termine che a me non piace tanto, ma non me ne viene in mente. Aboliamo gli inglesismi, bisognerebbe abolirli. Parliamo la lingua l'obiettivo. Qual è l'obiettivo generale, se vogliamo, proprio della politica ambientale della Regione? Politica ambientale che la Regione sta portando avanti da parecchio tempo, appunto. Certo, ambiente e energia, anche questa delega. Sì. Chi mi ha insegnato a fare politica tanti anni fa, mi ha insegnato a non guardare all'obiettivo della mattina, ma avere obiettivi lunghi. Così l'ho fatto non solo in politica, anche nell'impresa, perché poi dà i frutti ed è giusto fare così. Quindi, certo, programmare i prossimi 2 o 3 anni, quindi quello che ci separa anzi un po' prima delle prossime elezioni, ma avere una visione lunga in maniera da programmare le cose per lasciare una impronta importante nel territorio e lasciare ai nostri figli e nipoti cose importanti. Questo abbiamo programmato, questo ho voluto programmare per tutte le politiche ambientali ed energia. Già nel 2018-19 io ho varato una norma che si chiama progetto Nipoti, che vuole anticipare il Green Deal europeo dal 2050 al 2045. Quindi noi facciamo politiche ambientali compatibili, non estreme, in maniera da fare in 4 anni i compiti per 5. Ovviamente tenendo conto che l'essere umano è da 200.000 anni sulla faccia della Terra e vuole restarci ancora un po', e quindi non si può pensare di fare tutto e considerare l'uomo come essere umano un nemico, perché tante volte sento molti ambientalisti, io sono ambientalista, non sono di sinistra ovviamente, Fratelli d'Italia è un partito di destra, ma noi crediamo fortemente in un ecologismo conservatore, dove si coniuga la presenza dell'uomo con il rispetto dell'ambiente. Questo è il faro che ci porta avanti, che mi porta avanti, e fare politiche che vanno oltre il 2028, quando scadrà il nostro secondo mandato legislativo. Allora, cominciamo a sviscerare alcuni degli argomenti, anche alla luce poi di quelle che possono essere anche le poste messe in campo nella finanziaria regionale. C'è una posta piuttosto importante in questo senso, che è pari a 1.600 milioni, che riguarda la difesa del suolo. Sì, quello riguarda il consuntivo, veramente. Okay. Noi abbiamo una regione molto ricca, per fortuna, e quindi un piccolo compendio diverso, come diceva Ippolito Nievo, e quindi vogliamo fare politiche importanti, come ho detto, per consegnarle alle future generazioni. In questo investiamo tantissimo. Il nostro assessorato ha visto triplicare i fondi a disposizione. Quello che hai correttamente citato è l'importo totale messo da Vaia ad oggi, fra fondi regionali quasi 1 miliardo e 600 milioni fondi statali per l'emergenza Vaia, per mettere a posto il territorio in sicurezza regionale. Va detto una cosa molto chiara però ai nostri telespettatori di tutta la regione, che qualunque cifra tu spenda, invece di 1,6 miliardi, che è enorme rispetto al resto d'Italia, non ce n'è pari, che sia ben chiaro, ma anche se avessimo speso 16 miliardi, purtroppo eventi traumatici e purtroppo in certi casi anche luttuosi, come quello dell'Isontino, sono inevitabili. Cioè noi abbiamo messo, perché la natura noi potremmo contrastarla, mitigare il rischio, ma pensare di vincere la partita con la natura è impossibile. Potremmo soltanto limitare i danni. Questo, che sia ben chiaro, l'ho pensato su Barcola, l'ho pensato sui fiumi, l'ho pensato sulle montagne. Noi potremmo semplicemente mitigare, anche perché i cambiamenti climatici in atto, come ci sono stati sempre nella storia dell'impero romano in poi, ci insegna che è caduto anche per un cambiamento climatico, no? Quindi voglio dire, noi potremmo andare a mitigare i danni, e in questo ci stiamo attrezzando. Eventi come l'Isontino, dicevo, hanno avuto dei tempi stimati di ritorno tra i 100 e i 300 anni e sono accaduti. Capito. Sì, capito quello che... Nell'Emilia Romagna, purtroppo ancora peggio,
hanno avuto per 3 anni di seguito degli eventi incredibili che erano previsti ogni 100 anni, quindi in 3 anni hanno avuto degli eventi che erano stimati in 300 anni. Io, visto che non sono uno scienziato, tutt'altro, però ho il pregio di avvalermi di persone molto valide come i miei collaboratori, me lo riconoscono tutti, ho pensato di prendere come consulente della regione il numero 1 del mondo in idraulica. Probabilmente c'è anche un giapponese, ma è un po' lontano e un po' difficile parlare con lui. Mentre questo italiano di Padova, il professor Andrea Rinaldo, ha preso il Nobel dell'acqua, il Water Prize, dato dall'Università di Stoccolma e dal re di Svezia come il Nobel, quindi assimilato a un Nobel, e mi fa da consulente. Questi giorni avrò i risultati dello studio sul tagliamento e appunto è venuto in regione e ha dato una lezione magistralis alla quarta commissione in cui lui ha detto sostanzialmente che tutte le modellistiche dall'Emilia Romagna in poi degli ultimi 3 anni sono cambiate e nell'ultimo anno hanno elaborato delle modellistiche che vanno a sconvolgere i piani che avevamo fatto fino all'altro giorno. Quindi noi, se pensavamo che un evento come quello della Costa di Barcola avvenga ogni 30, 40, 50 anni, adesso bisogna riconsiderare tutto. E per questo ho voluto fortemente, mi davano del matto 3 anni fa, poi è venuta la grande mareggiata del 23 e ho detto forse Scocimaro aveva forse ragione, io non sono catastrofista, tutt'altro, però penso che le cose accadano e bisogna attrezzarci a fare in maniera che accadano nella migliore ipotesi possibile con i minori danni, perché danni ci saranno, perché noi se metteremo a posto la costiera di Barcola non è che non avremo 0 danni se viene un'altra mareggiata, però riusciremo a diminuire il... Oggi stiamo facendo soltanto gli scogli, adesso progettiamo di rifare tutta la rivoluzione barcolana a mare. Quali sono, Assessore, anche qua sui termini, diciamo così, non insidie, ma comunque... immagino che sia difficile far capire la necessità di programmare con tanto anticipo, oltretutto su un argomento che, come diceva lei, è prevedibile sì, fino ad un certo punto. Per 100 anni non succede niente, però la programmazione è importante in questo e, ripeto, andremo sempre solo a mitigare i danni. Impossibile vincere la partita della natura, è dimostrato scientificamente, quindi questo va fatto perché io ne parlavo con la Presidente Meloni, il Presidente del Consiglio, che è il Presidente del mio partito Fratelli d'Italia, e lei l'ha utilizzato poi a Pordenone quando è andato a fare l'accordo con il Presidente Federica per dare 80 milioni di fondi statali alla Regione per questo tipo di interventi di mitigazione degli interventi appunto climatici. E lei citò, quello che una volta condividemmo io e lei, l'episodio di un sindaco giapponese. Questo sindaco giapponese negli anni 70 era già vecchietto, era già tanti anni che faceva il sindaco, un po' come Di Piazza, era 20-30 anni il sindaco, e a un certo momento lui, che avendo una certa età, ricordandosi degli tsunami in Giappone, di quando era bambino e dei racconti dei nonni del 1800 di questi tsunami, delle devastazioni che faceva, disse io metto una protezione davanti alla mia cittadina, no? Giapponese, e fece fare questa protezione. Apriti cielo, tutti gli abitanti non è bella, questo fa schifo, ci rovina il fronte mare, dice però guardate che vi proteggerà la vita. No, e io ho detto va bene, allora io la faccio lo stesso e poi do le dimissioni. E così fece. E finì la carriera dando le dimissioni un sindaco che era decenni, insomma, a questa cittadina giapponese. Nel 2008, se non sbaglio, quando venne il tsunami, devastò tutte le cittadine di destra e di sinistra di questa cittadina, di questo sindaco, e quella fu l'unica città che non subì danni. Il sindaco venne considerato un eroe, però era già morto e quindi l'unica consolazione sulla sua tomba c'erano montagne di fiori perché ha salvato la vita a migliaia e migliaia dei suoi concittadini. Questo è un buon amministratore. Fai, anche se può essere impopolare, fallo lo stesso perché tu sai che salverai la vita a delle persone. Parliamo un po' di benzina, Assessore.
di carburanti, eccetera. Adesso poi, quando bisogna, io qua o quando devo mettere... Allora, diciamo che non c'è un termine assoluto. Okay. È meglio che lo faccia, però. Abbiamo pensato di farlo entro fine anno perché potrebbe darsi che qualche distributore di benzina gli si guastino i POS, non essendocene più, vanno a finire. Quello è il motivo per cui noi abbiamo deciso di fare questo, oltre che le tessere. Quindi non c'erano più quel tipo di tecnologia. Abbiamo pensato di rifare col QR code, come si faceva in noi col Green Pass, no? Avevi sul telefonino il QR code e chi non voleva usare il telefonino lo stampava su forma cartacea, uguale. Quindi quando qualche persona anziana che non ha il telefonino di ultima generazione oppure che ha il Brondi, quello, no? Allora può stampare o farsi stampare il tutto. Se qualcuno ha difficoltà perché il figlio e il nipote non gli fanno questa operazione, va nell'ufficio relazioni con il pubblico della regione, ce n'è uno in ogni provincia, da noi in Piazza Unità, ma ne avremo adesso prossima apertura anche nell'ufficio via Carducci 6 dove c'è l'assessorato all'ambiente e potremo dare assistenza alle persone che hanno qualche problemino a far questo. Quindi avremo questa possibilità. È bello, sai perché? Perché oltre che essere elettronico, eccetera, eccetera, ecologico e quant'altro, ma insomma questo lascia il tempo che trova, tu potrai avere innanzitutto in tempo reale i prezzi di tutti i distributori di benzina, dove costa meno, e costa meno nella Slovenia 5 e 8 centesimi oggi, così a spanne, no? Quindi già non conviene più andare in Slovenia, ma a parte questo, non conviene già da tanto tempo, ma soprattutto vedrai dove costa meno. E inoltre, se qualcuno fa un uso irrazionale della tua QR code, te lo copi, eccetera, ti viene l'alert con l'SMS gratuito. Quindi tu ti rendi conto quando fai benzina, come quando vai al bancomat e sul telefonino ti segna che hai fatto il prelievo, oppure quando paghi la carta di credito per evitare frodi, ti avvisano che hai fatto un prelevamento o hai fatto una spesa, in maniera che tu sai che sei tu a fare quella spesa. Stessa cosa vale per la benzina, quindi è anche una forma di controllo, perché i distributori sono tutti onesti, ma se qualcuno o altre persone vogliono fare un'attività illecita, tu te ne accorgi che usano il tuo codice, non hai un danno economico, però sai che qualcuno sta facendo una cosa che per legge non va fatta, non puoi utilizzare su un'altra macchina la tua tessera carburanti. Ecco, questo, e quindi questo, e poi ne abbiamo detto qua le 4. Questa nuova norma di legge che inizierà il 15 gennaio a essere approvata in Consiglio regionale, che prevede che tutte queste operazioni vengano fatte direttamente dalla Regione e non più dalle Camere di Commercio. Prevediamo anche di fare dei distributori di benzina entro la fine del nostro mandato, quindi entro il 2028, l'abbiamo detto già l'altro giorno con Gullotta qui a Tele4, dei distributori di benzina di bandiera della nostra regione, della nostra società regionale che si chiama FVG Energia, che magari potranno sopperire a quelle che sono le mancanze attuali della distribuzione, cioè l'elettrico, il gas e l'idrogeno quando arriverà, e poi anche l'apertura il sabato e la domenica, che spesso non c'è. Quindi abbiamo una società che non ha lo scopo di guadagnare, che è la società regionale FVG Energia, che dovrà cambiare la sua impostazione, è appena nata, dovrà cambiare alcune parti dello statuto e prevedere anche questo. E chissà, me lo chiedono in tanti, magari ne parlo anche con il mio collega assessore del turismo Sergio Bini, di mettere nelle marine anche distributori di benzina per le barche che hanno purtroppo non un servizio capillare, e vediamo se le marine hanno questa vocazione a collaborare con la regione ovviamente dovrà dare un contributo perché i distributori di benzina mare sono in perdita e quindi bisognerà fare in maniera che diamo un servizio per i nostri concittadini, per i turisti, ma sappiamo che non è un servizio inattivo. Ecco. Le faccio ancora un'ultima domanda, abbiamo 1 minuto e mezzo, ma questa esula un po', ma insomma la devo fare comunque. 2027 si vota. In comune. In comune. E anche in regione in teoria no. Anche le politiche, si vota anche le politiche. Sì. Non si sa, prima, dopo, vedremo. Perché in teoria... si sta già muovendo il centrodestra? È troppo presto? Non riesco mai a capire se è troppo presto o troppo tardi. Diciamo che chi si candidò un anno prima, ricordo l'amico, anche se non era la mia coalizione, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale uno contro l'altro, vinsi io, ma poi lui divenne un grande politico, Ettore Rosato, si candidò un anno prima contro Di Piazza, quindi
Dipende un po' come i ciclisti, no? Tu sai, quando prima di partire per la volata si guardano con l'altro chi parte prima. Io penso che si dovrebbe decidere gli ultimi 3 mesi, di solito funziona così. Se però una delle 2 coalizioni presenta subito il candidato, l'altra più o meno sarà costretta a fare altrettanto, però siamo nel campo delle ipotesi, dell'accademia, e poi vedremo quello che succederà. Abbiamo tempo allora, abbiamo tempo solo dopo il lungo regno di Piazza, 5 mandati compreso Muggia. Vedremo anche che cosa salta fuori effettivamente. Assessore, io la ringrazio per essere stato con noi. E buona giornata a tutti, se così possiamo dire. Insomma, dai, è andata bene, per dire la verità. È andata bene, sta andando bene. Sta andando bene. Quindi ricordatevi che potete già eventualmente incominciare a scaricare, l'app. Certo. E credo non c'è fretta, però insomma, mettetevi nell'agenda di quest'anno. Rapidissimo, 20 secondi. E è contento, immagino, che non ci sia più la vignetta. Certo, è una battaglia che abbiamo fatto io e Popovic quando era lui sindaco di Capodistria e io presidente della provincia, non è certamente merito nostro, per un piccolo mattoncino affinché ci sia la reciprocità fra la parte autostradale italiana e quella slovena mi pareva il minimo comune denominatore per il buon rapporto fra le nostre regioni. Grazie Assessore, buon lavoro. Grazie. Andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora una volta con l'emergenza maltempo, emergenza che è rientrata dopo la bufera di neve abbattutasi ieri su tutto il territorio triestino. Le scuole, come da ordinanza sindacale, sono rimaste chiuse nel capoluogo regionale, a Muggia, San Dorligo della Valle e a Monrupino. Le strade sono tornate percorribili grazie al superlavoro dei mezzi sbargisale. Ancora ghiacciati invece alcuni marciapiedi. Siamo a Cattinara, siamo all'ingresso del pronto soccorso all'ospedale. L'effetto degli spargisale sono evidenti, l'effetto è evidente. Questa era la zona critica. Gelati al suolo, rientrata l'emergenza. Fra marciapiedi, parcheggi e piazzali anche oggi si è dovuto prestare attenzione, ma il superlavoro degli spargisale, andato avanti per tutta la notte nella provincia di Trieste, ha dato i suoi frutti per quanto riguarda la sicurezza sulle strade. Nessun incidente legato alle condizioni meteo, a parte qualche limitazione, il trasporto pubblico locale è tornato a regime in poche ore. La bufera di neve che ieri si è scatenata per tutto il giorno sul Carso, a Trieste e nei comuni limitrofi aveva reso impraticabili diverse vie. In alcune località dell'Altipiano nemmeno si camminava. Come detto, una delle zone critiche era il rione di Cattinara. È sulla strada che porta all'ospedale che i mezzi spargisale sono stati più impegnati. Mano a mano che andiamo avanti vedete l'effetto della salatura sul manto stradale così evidente, che ha permesso di tornare, ecco il sale, che ha permesso di tornare a percorrere le strade in sicurezza. Però come potete vedere sui marciapiedi c'è ancora presenza di neve, c'è ancora presenza di ghiaccio. Per la giornata di oggi era stata emanata l'ordinanza sindacale che ha determinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, lo stesso anche a Monrupino, Muggia e San Dorligo della Valle. E qui c'è ancora ghiaccio per terra, come potete vedere siamo nel rione di Campanelle, all'ingresso, ma la scuola è chiusa, dell'istituto Galvani. Si cammina, bisogna solo stare attenti perché ovviamente c'è presenza di ghiaccio. I carabinieri sono sul posto per un servizio d'ordine di prevenzione. Qui c'è la ciclabile, è ancora ricoperta da neve e ghiaccio. Abbiamo fatto un salto ad altura, la scuola media e la scuola elementare chiusa per precauzione con l'ordinanza contingibile urgente a firma del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Ghiaccio sulle scale che portano alla cancellata principale.
Ecco, qui sul marciapiede di via Alpi Giulia il ghiaccio c'è ancora, in alcune zone si scivola proprio, bisogna stare attenti, ci sono le impronte di chi è passato, in realtà noi vediamo pochissime persone in giro in questo momento, bisogna avere le calzature corrette che possono garantire un maggiore attrito sul marciapiede, perché ecco qui per esempio si scivola molto anche se ho le scarpe adatte, quindi prestare molta attenzione per quanto riguarda i pedoni che si avventurano nelle varie aree della città. Qui, essendo nella zona di altura, siamo abbastanza in alto e quindi la neve è ancora presente, il ghiaccio è ancora presente, sui marciapiedi bisogna ancora stare molto attenti. È rientrata l'allerta dovuta alle nevicate di questi giorni. Ciò che si può ammirare oggi in Val Rosandra resta uno spettacolo degno di una cartolina. Ora è paesaggio montano in Val Rosandra, con una situazione però sotto controllo. Il sentiero dell'amicizia è perfettamente percorribile, così come non è stata ancora avvolta dal ghiaccio la cascata come avvenne nel 2018, nel febbraio di quell'anno, ormai quasi 8 anni fa. I tratti più innevati che possono mettere un po' in difficoltà gli escursionisti che sono usciti oggi a fare un giro sono quelli ovviamente coperti dal vento di Bora nella parte, diciamo così, più nascosta del sentiero, mentre ovviamente nella zona aperta che dà poi sulla sella della Bora la neve è stata già spazzata via. In mezzo al sentiero, ecco una piccola sorpresa, una delle capre della Val Rosandra, i tipici abitanti di questa porzione della valle. Soddisfatto il sindaco di Piazza in seguito alla decisione di tenere preventivamente chiuse le scuole quest'oggi, onde evitare inconvenienti legati al maltempo. Di Piazza è intervenuto anche sul caso del migrante ricoverato per il freddo, ribadendo la propria posizione in materia. Trieste può archiviare l'ondata di maltempo di questi giorni tirando un sospiro di sollievo. Il sindaco di Piazza stamani rivendica la decisione di chiudere le scuole oggi, una decisione che il primo cittadino ha preso anche sull'onda lunga di quanto accaduto a Crans-Montana. Se mi cade una bambina o un bambino e si fanno male, sai, sono quelle cose che allora ho preso la decisione, chiudiamo tutto per un giorno, va bene così, è andata bene, domani mattina si riapre. In questi casi, va detto anche questo, la decisione di tenere chiuse le scuole porta con sé per buona parte delle famiglie la necessità di rivedere all'improvviso turni, piani ed incarichi, ma Di Piazza ribadisce la validità della sua decisione. Immagina che qualcuno si faceva male, allora avevo la coscienza veramente non a posto, così ho la coscienza tranquilla. Per quel che riguarda invece la notizia del ricovero di un migrante causa il freddo, Di Piazza torna una volta di più su quella che è da tempo la propria posizione. 22 milioni, tanto per spiegare ai nostri concittadini, sono 42 miliardi e mezzo delle vecchie lire per i minori stranieri. Lo Stato ha speso 9 miliardi per gli migranti. Io dico che è il momento di prendere dei provvedimenti seri. Dico, quando c'erano dei momenti difficili in questo paese siamo stati capaci di fare delle leggi. È il momento di fare delle leggi serie, perché non possiamo continuamente avere questo problema. Ancora il sindaco sottolinea la necessità, da lui segnalata più volte, di intervenire in tal senso convertendo le caserme dismesse. 400 caserme ferme era molto facile, secondo me è da 20 anni che lo dico, non da un anno, è da 20 anni che dico bastava prendere 3-4 caserme, metterli dentro, gli davi l'assistenza sanitaria, gli davi da mangiare e non avremmo avuto questi problemi. A Trieste emergenza freddo, gelide temperature hanno già provocato i primi ricoveri in ospedale appunto fra i migranti che dormono all'addiaccio in Porto Vecchio. L'appello del presidente di ICS Schiavone: serve un cambio di passo da parte delle istituzioni. Lasciare le persone in queste condizioni è come tentare di ammazzarle sostanzialmente, e in effetti abbiamo avuto diversi ricoveri in ospedale in questi giorni.
A Trieste, allarme freddo, le gelide temperature hanno già provocato i primi casi di ipotermia e di intossicazione da fumo. Sì, perché i migranti provenienti dalla rotta balcanica che dormono all'addiaccio nei magazzini in Porto Vecchio accendono fuochi per mangiare e scaldarsi. È il caso di un 34enne di origine irachena ricoverato in ospedale per grave insufficienza respiratoria. Ecco quanto denunciato da Gianfranco Schiavone, presidente di ICS. Fra i magazzini vicini al varco monumentale di Largo Città di Santos c'è un continuo via vai di persone che entrano ed escono dagli stabili abbandonati per procurarsi cibo e vestiti per scaldarsi. È una situazione assolutamente drammatica perché superiamo sicuramente le centinaia di persone, difficile dire il numero esatto, ma c'è stato un ulteriore rallentamento di tutte le attività amministrative durante il periodo natalizio, come se il problema sostanzialmente non ci fosse. C'è una glaciale indifferenza verso la vita di queste persone, la questura ha messo in atto delle tattiche totalmente illegali, illegittime di rallentamento dell'accesso alla procedura. Ne abbiamo parlato lungamente col questore, che poi sui giornali un po' ovviamente non ha ammesso, ma durante la riunione non ha potuto smentire in realtà i dati che abbiamo portato. Il periodo di attesa si concentra essenzialmente in questo: abbiamo 20, 30, 40, 50 giorni di attesa per diventare richiedenti asilo, e quindi durante i quali le persone sono completamente abbandonate in strada. Dunque l'appello del presidente di ICS rivolto alla politica e alle istituzioni per un cambio di atteggiamento al fine di scongiurare tragedie. Riconoscere che questa situazione esiste e che va gestita, e che la deterrenza, perché questa è una strategia di deterrenza, cioè non faccio trovare nulla così le persone non ci saranno, non verranno, è una strategia stupida dal punto di vista proprio intellettivo ed è immorale. Quindi semplicemente ognuno si tenga le opinioni che ha, ma bisogna intervenire a salvaguardia della vita umana. Collegamento con la sala operativa della polizia locale, lo facciamo con le immagini che abbiamo registrato pochi minuti fa in zona via, questa credo sia in zona San Vito. Buongiorno all'ispettore Gurtner. Buongiorno a lei Bosazzi e buongiorno agli ascoltatori. Che cosa ci racconta? Insomma, queste sono immagini, penso che forse non siate neanche intervenuti, poi per fortuna non è successo niente di grave, vedo l'ambulanza e i vigili del fuoco. Che cosa ci racconta della giornata, ispettore? Ma se stiamo parlando di via Muzio De Amicis, era un incidente tra due autoveicoli, non ho visto le immagini, quindi presumo che vi... Sì, quella là. Questa attività qua. Sì, ma fortunatamente nulla di particolare per quanto riguarda la località. Per quanto riguarda la giornata abbiamo avuto dei residui rispetto al maltempo di ieri, con delle segnalazioni in zone più periferiche. Abbiamo attivato la procedura per quanto riguarda l'attività di Acegas per la salatura in zone appunto come parte alta di San Giovanni, quindi via Levier, Guardelcio, Alzarino, via dei Mille, Giannelli, zone più periferiche dove ieri Acegas non è riuscita ad operare stante la priorità data agli accessi all'ospedale di Catinara. Per quanto riguarda la giornata odierna sono riprese le attività di scavo e di attività di lavori da parte delle ditte, quindi chi da tempo che magari non va vicino al proprio veicolo vada a farsi un giro. Per quanto riguarda appunto la segnaletica provvisoria, onde evitare di trovarsi il veicolo rimosso e la sanzione. Sappiamo di uno scavo urgente in via del Coglio 16 per quanto riguarda una perdita di gas, e questa mattina so che il collega ha dato notizia di una chiusura di via dei Porta, Civico 40, per un problema analogo di scavo. Abbiamo fatto fare una verifica anche perché ieri la situazione contingente impediva ai residenti di salire causa neve, ma siamo passati e lo scavo si è in atto, ma attualmente non era di intralcio alla circolazione, c'è solamente un piccolo restringimento di carreggiata. Attualmente c'è un incidente in Campomarzo alla testa del Lido dove è coinvolto un veicolo e un auto articolato, ci sono alcuni rallentamenti. Direi che per oggi non ho altro da riferire e saluterei tutti. Grazie all'ispettore Gurtner. Nelle immagini avete anche visto la presenza della polizia locale in zona Muzio De Amicis per l'incidente di cui sopra.
Ricordatevi, domani alle 18 alla libreria Lovat verrà presentato il libro del direttore delle reti media Nord-Est Luigi Baccialli, che si intitola Focus, storia, retroscena e segreti di un talk show di successo. Questo è appunto il titolo del libro. Sarà presentato, oltre che dal nostro direttore Luigi Baccialli, anche dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino e da Silvano Piazza. Quindi questo alle 18 di domani. È andata bene la raccolta di fondi che Alessio Colautti ha organizzato al Miela a favore delle persone colpite dal maltempo abbattutosi sull'Isontino lo scorso novembre. L'incasso sarà consegnato alla Protezione Civile regionale. Nonostante un clima che scoraggiava le uscite serali, il cuore buono dei triestini ha battuto ancora una volta a favore di chi si trova in difficoltà. Circa 3.000 euro sono stati raccolti lunedì grazie a Gran Varietà, Demoghe una mano, l'appuntamento organizzato da Alessio Colautti al Teatro Miela per aiutare le popolazioni colpite dall'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sull'Isontino lo scorso novembre. L'incasso sarà consegnato alla Protezione Civile regionale. Sul palcoscenico si sono alternati alcuni artisti triestini che subito hanno accolto l'invito ed hanno dato vita ad uno spettacolo riuscitissimo. Il coro Scherzo Armonico ha proposto una serie di brani rinascimentali, Andrea Binetti ha regalato momenti di operetta, Marzia Postogna si è esibita nel sempreverde cabaret ed ha proposto una maldobria, assieme a Colautti, che fra l'altro ha eseguito un brano di Elvis Presley e Non ti scordar di me, i due beniamini della piccola lirica hanno eseguito Cincillà. Michela Vitali ha salutato con un monologo le donne triestine della musica, nella poesia e nell'arte. Ad una di esse, l'indimenticabile Liliana Bambošek, è stata dedicata una serie di letture proposte da Paolo Dalfovo e Sabrina Censky-Gojak dell'Armonia. Anche il nostro Marco Stabile è salito sul palcoscenico del Miela per raccontare attraverso un suo emozionante scritto le prime fasi dell'intervento. 4 volontari della Croce Verde Goriziana, padre, madre e le 2 figlie gemelle diciottenni, hanno portato il proprio contributo allo spettacolo, curato da Marco Ballaben per la parte musicale, che si è concluso con un travolgente e scabroso Le donne studiar dalla Vedova Allegra. Gran Varietà, Demoghe una man, proposto da Note in Caffè, è stato realizzato con la collaborazione dell'Armonia, del Circolo del Dialetto Triestino e della Cooperativa Bonaventura. Andiamo a Monfalcone per le ultime novità in seguito al drammatico fatto di sangue accaduto la notte scorsa. Un 76enne ha cercato di uccidere la compagna con un coltello, poi si è autoinferto dei colpi. Ma vediamo il servizio di Laura Buccarella. È stato posto sotto sequestro dalla questura di Gorizia all'appartamento di Vicolo De Senubus qui a Monfalcone, dove Paolo Utili ha accoltellato la compagna 63enne per poi togliersi la vita. La donna, Maria Rosa Codermaz, colpita più volte dal compagno con un coltello, si è salvata, è ricoverata all'ospedale triestino di Cattinara ed è stata dichiarata fuori pericolo. Per il 70enne invece i soccorritori non hanno potuto fare nulla, è morto dissanguato dopo essersi inferto profonde ferite al collo con la stessa lama. La procura di Gorizia ha già disposto l'autopsia sul cadavere. Il giorno dopo la tragedia c'è ancora incredulità tra i vicini di casa, che hanno poca voglia di parlare. Dalle poche testimonianze pare emergere una coppia discreta e solitaria, 2 ex insegnanti in pensione che nessuno aveva mai sentito litigare o urlare prima di ieri notte, quando si è consumata l'aggressione. Neanche non li conoscevo. Qua in questa casa c'è ognuno per sé. Una cosa strana, perché non avevamo mai una casa molto tranquilla. Non ti senti baruffe, cose. Sono rimasta male da anzieri, perché dico, ma come? Addirittura se colpa va? Non conosceva le persone? No, non le conoscevo né di vista né niente, però sì, insomma non è che abitando qua dietro proprio non è bello sentirlo e non ti senti neanche più tanto al sicuro, no? Di girare così. È stata la dirimpettaia a chiamare i soccorsi vedendo Maria Rosa Codermaz accasciata sulla porta sanguinante. Poco dopo Paolo Utili ha rivolto l'arma contro di sé ferendosi alla gola. Anche lui è stato portato d'urgenza a Cattinara ma è morto poco dopo in ospedale. Gli agenti della Polizia di Stato, del commissariato locale intervenuti sul posto attendono ora di poter sentire la versione della donna sopravvissuta per far luce sulla dinamica
economica e i motivi alla base del gesto, una tragedia che ha colpito tutta la comunità. Sono letteralmente sconvolto per quello che è accaduto, anche perché a quanto pare queste erano persone tranquillissime, 2 ex insegnanti, non avevano mai dato in precedenza situazioni di criticità anche nel rapporto tra di loro, per cui è stato un fulmine a ciel sereno. Giriamo pagina, una vittoria ampia costruita con pazienza e qualità che vale molto più del semplice 1-0 nella serie. In Ungheria la pallacanestro Trieste manda un segnale chiaro in Champions League e si rimette in carreggiata in una fase chiave della stagione. Nel momento più delicato della stagione, con il campionato che aveva incrinato certezze e fiducia, la pallacanestro Trieste ritrova solidità e ambizione sul palcoscenico europeo. A Miskolc in Ungheria i biancorossi passano con un netto 62-82 contro lo Szolnoki e si prendono gara 1 dei play-in di Basketball Champions League, rimettendo al centro l'obiettivo dichiarato di inizio stagione, andare avanti nella competizione. L'avvio è equilibrato e spezzettato. Trieste non brilla, ma resta dentro la partita affidandosi alla presenza di Jutov e alla capacità di Ramsey di trovare canestri pesanti nei momenti chiave del primo quarto. Lo Szolnoki prova a sfruttare il fattore campo, ma senza mai costruire un vantaggio davvero rassicurante. Nel secondo periodo emergono la lucidità di Brown e il contributo di Candussi, che permettono ai giuliani di ricucire lo strappo e andare all'intervallo con il minimo vantaggio. La partita cambia volto dopo la pausa lunga. Trieste alza l'intensità difensiva, muove meglio il pallone e trova soluzioni più fluide in attacco. Le triple di Brown e Ramsey accendono l'allungo, mentre Toscano Henderson e Candussi firmano un parziale che sposta l'inerzia in modo deciso. Nel finale di terzo quarto è Moretti a lasciare il segno, colpendo dall'arco e spingendo i biancorossi sul più 13. Nell'ultimo periodo Trieste gestisce con maturità. Jutov protegge l'area, Brooks garantisce presenza vicino a canestro e ancora Ramsey e Moretti chiudono ogni tentativo di rimonta ungherese, facendo lievitare il margine fino a più 20 finale. Una vittoria ampia e convincente arrivata in un passaggio cruciale della stagione. Dopo i recenti KO in campionato, il successo europeo restituisce fiducia e rilancia le ambizioni del club, che ora al Palla Rubini avrà l'occasione di completare l'opera e centrare il passaggio del turno in Champions League. Doppio movimento di mercato per la pallanuoto Trieste. La società di Serie 1 maschile ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante croato Niko Kubranic, classe 2003, con un contratto fino al termine della stagione. Cresciuto nel VK Primorie e con esperienze in Romania e Croazia, Kubranic può giocare in più posizioni offensive e porta esperienza internazionale, inclusa la finale di Eurocup 2024. Contestualmente la squadra ha risolto il contratto con il centroboa ungherese Bences Szabo, scelta tecnica dettata dagli infortuni di Ray Petronio e Andrea Razzi e dalla necessità di rinforzare le rotazioni esterne. L'allenatore Maurizio Milarghi sottolinea il talento e la versatilità del nuovo acquisto, pronto a dare il proprio contributo nella seconda parte della stagione. Ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi, poi ritorniamo. Entriamo in studio, auguri Befana con la foto della leader Dem Eli Schlein che regge la scopa, polemica sull'ultimo post pubblicato sui social dal sindaco di Piazza. Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia su tutte le furie per questo. È l'ultimo post pubblicato sui social dal primo cittadino di Trieste, Roberto Di Piazza. Tanti auguri Befana, con la leader dei Dem Eli Schlein con la scopa in mano e appunto raffigurata come l'iconica figura simbolo dell'Epifania. E il commento dai vertici del partito regionale non si è fatto attendere. Non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto, si legge nel comunicato firmato da Caterina Conti, segretaria regionale del PD, che così prosegue. Un gesto sessista, indegno di chi ricopre un incarico pubblico, che usa il body shaming come arma politica. Purtroppo, conclude la nota, non è l'ennesimo scivolone di un Di Piazza alla fine della sua parabola politica, ma è la cultura prevalente della destra che ci governa a tutti i livelli. Appreso del comunicato del Partito Democratico, il sindaco di Trieste, raggiunto telefonicamente dalla nostra emittente, ha risposto così. Allora, innanzitutto in 25 anni questi mi hanno detto di tutto. C'è un post che gira mio che mi bacio con un uomo e non hanno fatto sicuramente i miei, ma quello che mi fa specie poi, ogni volta che guardo la televisione, quello che questi riescono a dire alla Presidente del Consiglio,
La Meloni, gli riescono a dire delle cose orrende e dopo si arrabbiano perché io metto una foto della... Ma dai, sveglia, giù dalle brande. Vediamo adesso le immagini della calata della Befana dalla volta della Grotta Gigante ieri appunto alla Grotta Gigante. È un appuntamento ormai tradizionale. Possiamo far vedere il servizio. Fuori la coltre bianca di neve, dentro lo spettacolo di sempre. Consueto appuntamento con la Befana in Grotta Gigante, l'evento che da 42 anni richiama nella caverna centinaia di curiosi. In occasione dell'Epifania alle 15, gli speleologi hanno proposto al pubblico un pomeriggio di emozioni e festa, calandosi in costume con i discensori dalla volta della cavità, per poi raggiungere gli spettatori radunati 100 metri più in basso sul fondo della Grotta Gigante. Sulle note della banda sono scesi come funamboli la Befana, i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa, ma anche i Muccocervi, i fantastici abitanti del sottosuolo carsico. Una volta atterrati tra il pubblico, i simpatici personaggi hanno rallegrato i bambini con dolcetti e caramelle. Per gli adulti, invece, un gruppetto di folcloristici vichinghi ha preparato l'intramontabile Gran Pampel, la bevanda alcolica calda dalla ricetta segreta che da sempre scalda gli animi degli speleologi durante le loro adunate. Il grido propiziatorio, quello consueto: Odino, Odino, non sta a mandare acqua, manda vino. Allora, come sapete potete far vedere i vostri presepi e i vostri alberi di Natale al termine delle edizioni dei nostri telegiornali. Segnate dunque questo numero 040 300 500 oppure questo indirizzo di posta elettronica commerciale.fvg@medianordest.it. Qui potrete mandare direttamente il vostro filmato in orizzontale. E adesso, come promesso, vi facciamo vedere il presepe del giorno. Come one, come all, to our special Christmas service. And what better place than our beautiful Grace Fellowship Church? Here, our lovely choir will surely fill with the Christmas spirit. È tutto, ci vediamo alle 17:55 con Trieste in diretta e alle 19:30 con il telegiornale. A più tardi.